Tutto pronto per le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio anche in provincia di Padova. Sono 15 i comuni che vanno al voto domenica e lunedì per scegliere il nuovo sindaco e la nuova giunta, due dei quali contano più di 15.000 abitanti, Cittadella e Vigonza, il che prevede un possibile ballottaggio tra i due candidati più votati tra 15 giorni. Sono 62 gli aspiranti sindaci totali, caratterizzati soprattutto dall'appartenenza alle liste civiche, non sempre espressione diretta dei partiti politici presenti in Parlamento. Le ultime norme approvate dal governo hanno ridotto il numero di poltrone a disposizione, tanto che i consiglieri comunali complessivamente eletti saranno 136 nei comuni padovani al voto, contro i 228 delle precedenti consultazioni e 50 assessori contro gli 82 uscenti. A Cittadella e Vigonza ci sono complessivamente 10 candidati sindaco e 27 liste, 52 gli aspiranti primi cittadini negli altri 13 comuni al voto, che sono Conselve, Gazzo, Granze, Loreggia, Lozzo Testino, Merlara, Piombino Dese, Sant'Urbano, Saonara, Teolo, Torreglia, Veggiano e Vescovana. A Cittadella e Vigonza, superiori ai 15.000 abitanti, è ammesso il voto disgiunto, ovvero la possibilità di esprimere due voti nella stessa scheda, uno per il sindaco, uno per la lista, che può essere diversa. Antena 3 seguirà la lunga maratona elettorale con una diretta che inizierà alle 15 per concludersi alla notte, dopo la conclusione dello spoglio in tutti i comuni.